Porto Empedocle, dopo la donazione dei libri da Sellerio alle scuole cittadine, è stata inaugurata la biblioteca alla scuola Pirandello. Signori e signori del pubblico, permettete che mi presenti, sono Caino. Forse non mi avete capito, sono Caino. Caino, il primo assassino della storia umana. Mi meraviglio. Questo istituto ospita ben 3 biblioteche, una di queste, finanziata lo scorso anno scolastico, è una biblioteca innovativa. Condividiamo il concetto secondo cui la conoscenza è un bene comune e il libro e la lettura sono strumenti insostituibili di accesso alle conoscenze. A tal fine il piano dell'offerta formativa prevede diversi momenti di lettura per i nostri alunni. I più piccoli aderiscono al progetto Nati per leggere perché abituare i bambini sin dai primi anni a leggere ha risvolti importanti per lo sviluppo della personalità dell'adulto che diventerà, sia sul piano relazionale che emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale. Sappiamo tutti che i bambini che leggono vanno meglio a scuola, affrontano la vita in modo diverso, sono più creativi, migliorano il vocabolario e la comunicazione. Leggere inoltre rilassa e crea effetti positivi sulla mente, aiuta il bambino a capire le proprie emozioni e il libro è il nostro migliore compagno di viaggio. Quindi i piccoli hanno aderito a questo progetto Nati per leggere, mentre i più grandi prenderanno in prestito dalla biblioteca alcuni volumi durante tutto l'anno scolastico e poi ne discuteranno in classe con i compagni, anche con interventi di classi aperte. Abbiamo molto lavorato su Camilleri negli anni passati, anche con alcuni progetti PON. Quest'anno, proprio la scorsa settimana, il Comune ha donato agli alunni da parte della Sellerio Casa Editrice la collezione completa dei testi di Camilleri, quindi quest'anno contiamo di concentrare le nostre letture proprio su questo autore recentemente scomparso. I prestiti possono essere fatti anche online, saremo in collegamento con la biblioteca comunale, ci siamo attrezzati di software e verranno intanto la biblioteca era quella tradizionale, quella che noi avevamo con il registro dei prestiti ma ancora manuale, invece adesso verranno tutti catalogati e i ragazzi potranno anche fare questa richiesta attraverso da casa e inizieremo a comprare i libri elettronici. Ci troviamo qui nella biblioteca innovativa che oggi finalmente apre le porte al territorio. La nostra scuola 2 anni fa ha partecipato ad un bando proposto dalla MIUR relativo al piano nazionale scuola digitale ed oggi finalmente è aperta al territorio. Vedete qui la possibilità per gli alunni di accedere al testo digitale e di leggere in un ambiente tecnologico e informatizzato appunto il testo digitale che è più vicino alle loro esigenze. Abbiamo ricevuto la settimana scorsa da parte dell'amministrazione comunale l'opera completa dello scrittore, del grande scrittore, lo scrittore amato in tutta Italia, in tutto il mondo, che ci ha lasciato da poco, il grande maestro Andrea Camilleri, l'opera appunto della Sellerio. Per i nostri alunni sicuramente è una grande opportunità formativa perché loro hanno già seguito lo scorso anno un PON sui testi e luoghi della vita di Andrea Camilleri. Si offre così a loro la possibilità di approfondire attraverso la lettura quelli che sono i momenti più importanti delle opere di Camilleri. Da oggi quindi vi aspettiamo nella nostra biblioteca digitale innovativa che sarà quindi aperta al territorio e le altre agenzie educative presenti sul nostro territorio in un'ottica di educazione permanente. Vi aspettiamo. Nella tradizione ebraica e in parte anche in quella musulmana esistono una miriade di